Una buona giornata, ben trovate e ben trovati. Prima edizione dei nostri telegiornali, puntuali come sempre. A mezzogiorno staremo insieme fino alle 13:30, come ogni giorno tante le notizie dal territorio e collegamenti con i nostri colleghi situati nei vari punti caldi della nostra regione per aggiornarci sulle notizie di cronaca. La cronaca in primo piano, infatti tra poco saremo in grado di collegarci con il nostro Christian Arboit che si trova a Marcon per degli aggiornamenti sul caso di Alex Marangon. Tanti giovani purtroppo protagonisti di fatti di cronaca. Vi daremo conto del ragazzo 25enne di San Zenone degli Ezzelini che ieri sera si è barricato in casa minacciando il padre con un coltello, e ancora andremo nel Vicentino con il nostro Daniele Garbin per un tentato omicidio ai danni del padre di un ragazzo, pensate, di solo 19 anni. Noi intanto cominciamo con la cronaca. Parla la difesa di Filippo Turetta. Torniamo sul femminicidio di Giulia Cecchettin. Spiega il legale perché il 22enne che ha barbaramente ucciso Giulia Cecchettin ha scelto di rinunciare all'udienza preliminare. Filippo Turetta comparirà davanti al giudice della Corte d'Assise di Venezia già a settembre, quando inizierà il processo per l'omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il 22enne di Torreglia ha rinunciato all'udienza preliminare che era già stata fissata per la prossima settimana. La decisione è stata comunicata dal collegio difensivo di Turetta, composto dal professor Giovanni Caruso e dall'avvocato Monica Cornaviera, che spiegano la decisione del 22enne. La decisione di Filippo è una decisione che non è per nulla scontata, perché sul piano processuale ha delle conseguenze che sono notevoli. Rinunciando all'udienza preliminare, Filippo Turetta rinuncia definitivamente alla possibilità di chiedere il giudizio abbreviato. Sappiamo benissimo che il giudizio abbreviato non può essere chiesto per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, ma con la sua scelta Filippo Turetta rinuncia definitivamente alla possibilità di un eventuale sconto di pena all'esito del giudizio di fronte alla Corte d'Assise, qualora la Corte ritenga non configurabili, nel caso di specie, le aggravanti che invece oggi vengono contestate all'imputato. Il processo si preannuncia quindi più veloce, senza risentire tutti i testimoni. La difesa ha anche escluso la richiesta di una perizia psichiatrica. Filippo Turetta, rinunciando all'udienza preliminare, rinuncia anche alla possibilità di chiedere il giudizio abbreviato e quindi lo sconto di un terzo della pena anche per gli altri reati che sono oggetto di contestazione, quali per esempio il sequestro di persona e l'occultamento di cadavere. Filippo Turetta in questi mesi ha intrapreso un percorso di elaborazione del gravissimo reato commesso e chiede solo di avere una condanna giusta, dicono i suoi legali. L'autorità ha iniziato a prendere consapevolezza, maggior consapevolezza di quanto ha commesso e intende pagare prima possibile, ed è anche questo uno dei motivi che l'hanno indotto a rinunciare all'udienza preliminare, perché rinunciando all'udienza preliminare abbrevia i tempi del processo. Quindi Turetta vuole pagare la pena giusta, la pena che sarà ritenuta equa dal suo giudice. Ci spostiamo sul giornale di Verona, all'Arena, grazie al contributo di Alessandro Granziera e Fabio Faliero in regia. Erika era viva fino a sabato notte, la mamma, voglio sapere la verità. Vi stiamo dando conto di un ennesimo fatto di cronaca, un'ennesima donna brutalmente uccisa. Erika Boldi, trovata morta nel fiume Tartaro, era senza vestiti, si indaga per omicidio. L'autopsia oggi sul corpo della ragazza dovrebbe essere appunto prevista oggi. È stato identificato il corpo dai carabinieri di Verona e Villafranca grazie ai numerosi tatuaggi che la ragazza aveva. La 26enne, stando appunto a quanto riporta il giornale, avrebbe avuto dei problemi di tossicodipendenza e si era allontanata dalla famiglia. Per questo i familiari non avevano presentato alcuna denuncia di scomparsa. Intanto si indaga a tutto tondo e soprattutto non si esclude alcun sospetto. Vedremo quindi se durante il corso di questa giornata verrà svolta l'autopsia per
sapere le cause della morte della ragazza. Intanto appunto si indaga per omicidio. Noi ci spostiamo in Friuli per il caso di Shinpei Tominaga. È previsto per le prime ore, almeno 500 persone hanno partecipato alla marcia silenziosa ieri in ricordo del giovane giapponese. Libera per tutti, soprattutto per i giovani. Io non ho figli, ma sono qua anche per le mie nipoti, perché non è possibile che non si può girare per il centro liberi, questo assolutamente. C'è un po' di senso civico, è importante che noi siamo presenti per far sì che chi di dovere si comporti in maniera adeguata e trovi delle soluzioni anche ferme, anche dure. Anni di Padova, abito vicino al Duomo, sapevo che era una città tranquilla, sono venuto in pensione qua per vivere in maniera tranquilla, mi auguro altrettanto. Sì, io sono di un'altra generazione, ho vissuto un'altra Udin e con i nostri genitori, i nostri vecchi che hanno costruito questo paese. L'aspetto da considerare è che se qui non prendiamo in mano la situazione per tempo, se questi signori responsabili non prendono in mano la situazione, diventa veramente difficile poi farli entrare. Almeno 500 persone hanno partecipato nel tardo pomeriggio di lunedì 8 luglio al corteo silenzioso organizzato da Udine Sicura dopo la morte di Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese di 58 anni, residente da tempo nel capoluogo friulano, freddato da un violento pugno sferrato da Samuele Battistella, 19enne originario di Marino di Piave, nella notte tra il 21 e 22 giugno scorsi in pieno centro a Udine. Una marcia che ha coinvolto tutti i semplici cittadini anche da fuori, senza distinzioni politiche, che da Piazzale 26 luglio ha raggiunto la loggia del Lionello. Il momento più toccante è la deposizione di una corona e fiori davanti alla porta di casa di Tominaga. E resta in carcere il 33enne albanese che sabato scorso aveva sequestrato la ex compagna e suo figlio di 5 anni. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Tari Ardair, il 33enne albanese arrestato venerdì dopo aver sequestrato per ora una 26enne connazionale con cui aveva avuto una relazione il figlioletto della donna. Ieri a Trento, davanti al giudice per le indagini preliminari, il barbiere di Silea è rimasto in silenzio e non ha fornito spiegazioni. Il giudice ha convalidato la custodia cautelare in carcere e ha chiesto il trasferimento del fascicolo di indagine alla procura di Padova competente per territorio. Ardair ha sequestrato la donna a Borgorico e poi ha iniziato la fuga fino a Grigno in provincia di Trento, dove è stato fermato dai carabinieri che li avevano seguiti dopo l'allerta lanciati dal marito della 26enne. Tari Ardair, difeso dall'avvocata del Foro di Treviso Sara Scattolin, era già stato condannato per atti persecutori proprio nei confronti della 26enne ed era uscito di prigione lo scorso 1 maggio. Al suo legale, che ha incontrato in carcere a Trento prima dell'udienza di convalida del fermo, avrebbe detto di non aver mai avuto intenzione di uccidere la donna. Il 33enne però era ossessionato, non aveva mai accettato la fine della relazione e aveva anche piazzato dei GPS sotto l'auto della 26enne. Nella sua macchina invece aveva fascette da elettricista usate per immobilizzare la donna, una mazza da baseball. Non è stato invece ritrovato il coltello con cui ha minacciato la 26enne, forse l'ha lanciato in un'area boschiva lungo la Valsugana in una delle tappe della sua folle fuga. Siamo ora in grado di collegarci con il nostro Cristian Arboita con il contributo tecnico di Simone Merlo da Marcon, aggiornamenti sul caso di Alex Marangon. Cristian, ti vedo con il sindaco di Marcon, buongiorno. Buongiorno a te Edi, anche da parte di Simone Merlo, buongiorno a tutti i telespettatori di Antena 3. Siamo ritornati a Marcon che è una cittadina sconvolta per quello che è accaduto ad Alex Marangon. Adesso ci sono le date, c'è la data dei funerali che si terranno sabato nella chiesa parrocchiale. Per sabato il sindaco Romanello ha decretato il lutto cittadino. È così, sindaco, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Sì, è un atto doveroso per un avvenimento, una situazione, quella che si è creata, e la memoria di Alex, che merita ovviamente questo impegno da parte del Comune per qualcosa che ha segnato tutta la nostra comunità.
un qualcosa che ci lascia sbalorditi, anche perché, come ben sapete, le notizie continuano ad arrivare, ci sono continui risvolti e novità che ovviamente ci lasciano l'amaro in bocca, e quindi non vi nego che quando ho saputo che si trattava di un omicidio, veramente tutto il mio cuore veramente si è spaccato, perché non si pensa e non ci si augura mai che la vita di un giovane ragazzo di 26 anni possa essere rotta da un avvenimento, da una situazione come quella che siamo stati aggiornati proprio in queste ore, e soprattutto grazie alla vostra importante presenza, perché ovviamente il tema è diventato nazionale, e quindi ringrazio ovviamente Rete Veneta, Antenna 3 per l'importante lavoro che sta svolgendo in questi giorni proprio a favore della verità. E a favore della verità, grazie Sindaco, rimanga con noi, a favore della verità sono state ascoltate praticamente tutte le persone presenti la notte della scomparsa, così riferiscono delle fonti investigative, aggiungendo che la ricomposizione genuina del quadro in cui è maturato l'evento alla base del decesso del giovane è ormai completata, e che saranno le analisi, gli esami tossicologici sul corpo di Alex a fornire gli ultimi elementi necessari per completare lo scenario. Tra gli elementi di novità di queste ultime ore ci sono sicuramente le parole di Andrea Zuin, quello che è stato da più parti definito come il guru di Vidorra, l'organizzatore dell'evento durante il quale è successo quel qualcosa che ha portato alla morte del giovane Alex. Ieri eravamo più o meno a quest'ora all'esterno dell'abbazia di Vidorra per raccogliere queste sue affermazioni che hanno fatto e stanno facendo discutere e hanno fatto ovviamente il giro d'Italia. Queste le parole del guru Andrea Zuin. Alle 3 del mattino Alex si è allontanato dal gruppo, assistito da altre 2 persone. A quel punto io stavo suonando, per cui posso dirti esattamente com'è andata. A un certo punto uno dei ragazzi è venuto dentro dicendo: guarda che Alex è scomparso. I 2 che hanno inseguito Alex fuori dall'abbazia sono i curanderi, i curatori sciamanici. Si tratta di cittadini sudamericani, Johnny Benavides e un altro di cui non è stato reso noto il nome, ma che lo segue sempre durante questi riti. Dopo la tragedia si sono allontanati, forse sono fuori dall'Italia. La pressione emotiva, ci dice Zuin, è altissima. Quindi non sto dicendo che è giusto, ma sto dicendo che è umano. Abbiamo a che fare con esseri umani. Non abbiamo a che fare con assassini, non abbiamo a che fare con criminali. Il mistero si racchiude in 3 ore. Che cos'è accaduto ad Alex? Domanda senza risposta, ma l'autopsia ha già chiarito che il 25enne, quando è entrato in acqua, era ormai in fin di vita. Emorragie imponenti, sfondamento parziale della nuca, costole rotte. Qualcuno lo ha picchiato tanto forte da ucciderlo? E se così fosse, perché? Durante la cerimonia, definita dallo stesso guru Zuin il cerchio, hanno bevuto delle tisane a base di erbe. I curandero hanno delle medicine che si chiamano purghe e servono proprio per pulirti fisicamente. Ovviamente quando ti pulisci fisicamente c'è una reazione anche emotiva. Sono purghe che non hanno effetti deliroidi o psichedelici. Sono purghe che, come ti ho detto, hanno degli effetti fisici molto di rilascio. Sostanze che qualche effetto evidentemente lo hanno rilasciato, vista l'uscita di Alex, che ha gridato qualcosa e poi è scomparso. Alex era un mio amico, ha ribadito il guru. Questo non era il primo rito a cui partecipava il 25enne. Alex so che mi voleva molto bene e che aveva molta fiducia su di me. Per questo a me dispiace molto quello che è successo, puoi immaginare quanto. Ci siamo conosciuti, non ci conosciamo da tanto, lui era un ragazzo molto introverso, ma che io lo chiamavo, cioè gli dicevo sempre: Alex, sei veramente un figo. Mercoledì ci sarà un ulteriore sopralluogo all'abbazia con investigatori e procura. Andrea Zuin ha poi voluto sottolineare: io non scappo. Mi stanno descrivendo come uno pazzo squinternato che scappa.
Io sono qui da 3 giorni col mio camper, che non vivo in camper, attenzione. Noi il camper lo utilizziamo per andare a fare i concerti in giro. Siamo qui però a disposizione per questa ragione. Vai. Ecco, dunque, massima attenzione è posta al ruolo di questi due curanderi. Qualcuno li ha definiti sciamani, in particolare uno appunto curanderi. Tra l'altro poi ci ritorneremo nel corso delle edizioni serali. Sono sarebbero figure riconosciute in Sud America. Uno dei due sarebbe anche un medico in Sud America. Questi due curanderi non sono indagati, questo va detto, così come non è indagato al momento nessuna persona, sono a piede libero, ma appunto da quello che dicono queste fonti investigative tutti sono stati in qualche modo sentiti e si stanno aspettando gli esami tossicologici sul corpo di Alex. Avete sentito prima Zouin parlare di questa tisana purgativa che non avrebbe effetti deliroidi né appunto psichedelici, però per l'appunto una tisana sulla quale si stanno concentrando gli esami tossicologici. Detto questo, io vi mostrerei un video di questo curandero, un video che è stato rimosso proprio in queste ore da internet, da YouTube, dai social, con il curandero che illustra le proprietà benefiche dell'ayahuasca. Una pianta maestra, una madre che apre la via della conoscenza e della consapevolezza. Così Johnny Benavides, il curandero colombiano che era presente quella sera a Vidor, nell'abbazia dove poi ha perso la vita Alex Marangon, definisce l'ayahuasca una delle tante piante di potere che si usano nei riti di musica medicina, specialmente nei paesi latinoamericani. Pianta che potrebbe essere stata usata durante le 3 serate del Sol de Putumayo, celebrate a Vidor. Ecco Benavides in uno dei suoi video, approvato anche dalla Zoo Music di Andrea Zouin, il musicista e organizzatore di Vidor. Para mí la ayahuasca es una planta maestra que nos brinda esa oportunidad de entrar a campos de información para nuestro crecimiento personal. También en mi forma de sentir a esta medicina es que ella tiene la capacidad de dominar todos los artes de la vida y nos enseña del arte del buen vivir. Para mí la ayahuasca tiene unos niveles de intensidad también. Esta medicina puede llegar a ser muy sublime mediante una reacción muy suave y enseñarnos muchas cosas, pero también en momentos puede llegar a ser muy fuerte, en donde nos lleva así en un viaje de colores, de visiones. Ecco, questo il curandero che illustra le proprietà benefiche di questa ayahuasca, però appunto staremo a vedere l'esito di questi esami tossicologici. Quello che è certo è che il mistero è fitto. Tra l'altro le fonti investigative di cui vi davo conto dicono che non c'è nessun video che riporta l'allontanamento di Alex dall'abbazia, quindi non c'è nessun nastro, non c'è nessuna immagine che riprende quello che è successo alle 3 del mattino, ormai 8-9 giorni fa, all'abbazia di Vidor. Tante le supposizioni, tanti chiaramente gli scenari, resta il dolore di una comunità che sabato si prepara a dire addio ad Alex. C'è qualcuno che sta organizzando anche una fiaccolata, Sindaco? Sì, come vi dicevo la comunità è stata colpita da questo avvenimento e so che dei liberi cittadini si stanno muovendo per promuovere una fiaccolata in memoria di Alex. Io ho dato ovviamente la piena disponibilità dell'amministrazione per gestire tutte le pratiche burocratiche connesse
ho rimandato ovviamente agli stessi cittadini di sentire se tale manifestazione sia gradita alla famiglia. Siamo pronti insomma a ricordare Alex anche con una fiaccolata, proprio perché insomma dare un messaggio che questo omicidio deve trovare verità, deve trovare risposte, e penso che questo sia un atto doveroso non solo in memoria di Alex ma nei confronti della sua famiglia e di tutti coloro che gli hanno voluto bene. Famiglia che è chiusa ovviamente nel suo dolore, siamo a poche centinaia di metri dall'abitazione, ma appunto la famiglia ha chiesto silenzio, ha chiesto rispetto, e noi ovviamente ci adeguiamo e ci mancherebbe altro. Grazie Sindaco Romanello. Da Marcon con Simone Merlo, Editi, restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie Simone, ovviamente anche al Sindaco di Marcon Romanello. Noi tra poco saremo in grado di aggiornarvi sul tentato omicidio ai danni del padre da parte di un 19enne. In collegamento con noi ci sarà Daniele Garbin dal Vicentino, ma prima andiamo a Venezia, dove vedo collegata già la nostra Ilaria Marchiori con Monica Poli ancora sul tema dei borseggi a Venezia. Ilaria, buongiorno. Buongiorno a te Adi, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo qui insieme ad alcuni membri dei cittadini non distratti. Partiamo subito con Monica Poli. Allora, innanzitutto Monica, grazie per essere qui oggi, perché sappiamo che voi avete attuato un buon periodo, una buona settimana di silenzio stampa, non siete intervenuti in questa settimana e mancano in realtà ancora 2 giorni. Per quale motivo l'avete fatto? Allora, innanzitutto ringraziamo il Questore da parte di cittadini non distratti per l'opuscolo informativo e divulgazione proprio di questi contesti dei borseggiatori e dei scattolettisti. Allora, noi abbiamo fatto, siamo ancora in atto una settimana di sospensione del servizio proprio per vedere, per sensibilizzare dall'alto noi intendiamo Roma, a vedere se cambia qualcosa, perché vediamo che qui sia a Venezia, in tutte le città turistiche, la problematica si sta aggravando. La problematica si sta aggravando, la posta si sta alzando, perché anche lei ha rischiato grosso, soprattutto con l'ultima aggressione che è avvenuta nei suoi confronti, che l'ha portata addirittura a doversene andare dalla città per qualche giorno. Allora, io purtroppo mi trovavo in una zona di Venezia e ho visto questa banda arrivare, aveva già aperto lo zainetto e ho fatto come sempre un'azione di disturbo. E questi se ne sono andati, poi dopo 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti sono tornati in cerca, informando dalle persone che erano ancora lì praticamente dove ero, ecco, diciamo un raid punitivo. Io comunque ho informato le forze dell'ordine riguardo. Lei inizia ad avere seriamente paura? Tutti quanti in questo momento cominciamo a temere per la nostra incolumità, anche perché questi si stanno facendo sempre più aggressivi, ed è per questo che per l'ennesima volta rilanciamo l'appello al Ministro Nordio, che su questa tematica non si è mai espresso. Che intenzioni ha? Che intenzioni ha riguardo a questa microcriminalità, che non è più micro, riguardo alla sicurezza dei cittadini, perché riteniamo che sia in questo momento sia una priorità, e lui non si è mai espresso. Allora vogliamo capire da che parte sta. Poi l'ultima cosa che abbiamo saputo è che negli uffici giudiziari stanno archiviando migliaia di procedimenti per l'effetto Cartabia. Crediamo che sia un insulto per i cittadini, per i turisti che sono stati borseggiati, e soprattutto per le forze dell'ordine, per il lavoro svolto dalle forze dell'ordine, perché in questo momento le forze dell'ordine possono usare solo daspo e fogli di via. Ci vuole la certezza della pena, la procedibilità d'ufficio. A noi gli altri problemi non ci interessano. Questo il Ministro Nordio lo deve capire. La sicurezza dei cittadini e dei turisti.
Questo è l'ennesimo appello al ministro Nordio per quello che è un fenomeno che sta dilagando e che appunto non si tratta più a questo punto, come diceva Monica Poli, di microcriminalità, ma di reati anche ben più pesanti che non vengono puniti. Prego, venga qui più avanti anche lei. Un fenomeno che sta dilagando e che sappiamo che adesso con l'estate e tantissimi turisti in più in città, non che nel resto dell'anno manchino, ma in estate ovviamente sono in aumento, la situazione diventa ancora più preoccupante e non riguarda nemmeno più solo i turisti, ma anche personale a CTV, giusto? Sì. Allora diciamo che purtroppo ci sono bande di borseggiatori che presidiano pontili, presidiano zone ad alto flusso turistico, e abbiamo delle segnalazioni da parte del personale a CTV che lavora che hanno subito delle minacce molto pesanti. Questa è una situazione veramente intollerabile, perché ogni giorno vedere le stesse persone che presidiano questi pontili, vaporetti, a bordo è sempre pieno di borseggiatori, è una cosa che è inammissibile. Già i dipendenti, insomma, a CTV sono oggetto sempre più spesso di aggressioni anche di altra natura, ora anche con i borseggiatori. Sì. Oltre appunto ad avere un flusso turistico che è sempre in aumento esponenziale, abbiamo 30 milioni di turisti all'anno, e in più si trovano appunto questi dipendenti anche con il problema sicurezza, incolumità propria, perché rischiano di essere aggrediti da questi borseggiatori. E sono bande molto ben organizzate e molto aggressive. Ecco, però in tutto questo, e poi dobbiamo chiudere il collegamento, nonostante i rischi che voi, membri dei cittadini non distratti, corriate da tantissimo tempo, nonostante anche quello che ci ha appena detto Monica Poli, voi non avete alcuna intenzione di mollare, perché sappiamo che il vostro intervento è fondamentale anche per coadiuvare e aiutare le forze dell'ordine, che comunque ci sono ma hanno le mani legate. Sì, in effetti le forze dell'ordine ci sono, le squadre antiborseggio ci sono, e noi su questa tematica non molleremo, anzi continueremo a segnalare, a presidiare e segnalare sempre in contatto con le forze dell'ordine, ma finché non si ritorni alla procedibilità d'ufficio, e questo il ministro Nordio lo deve capire. E su questo appello di Monica Poli ringrazio i membri dei cittadini non distratti qui da Venezia. Restituisco la linea dello studio. Grazie Ilaria, grazie anche ai tuoi ospiti. Come vi avevo accennato, riusciamo a collegarci da Caldogno con Daniele Garbine e Alberto Pivetta. Dicevamo, un 19enne ha tentato di uccidere il padre, una violenta lite in famiglia che è degenerata. Ora ci aggiorna appunto il nostro Daniele Garbin. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno Edi, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Confermo, siamo a Caldogno e quello che è successo è una violenta lite nell'abitazione della famiglia Meggiorini in via Barco, è avvenuta domenica. Ecco, c'è stata questa alterco tra il padre Guido, 59 anni, e il figlio Lucas, 19, e alla fine di questa discussione il figlio avrebbe impugnato un coltello da cucina e avrebbe infierito più volte contro il padre, insomma provocando una serie di ferite alla testa e al collo, e potevano essere anche drammatiche, portare a una fine. Fortunatamente, caso voluto che non abbiano raggiunto dei elementi vitali, ecco, soprattutto in questo momento il padre, almeno è escluso che sia in pericolo di vita e sta riprendendosi, ecco, però l'esito poteva essere ben diverso. Una vicenda che ha un po' sconvolto la comunità di Caldogno, perché non si aveva sentore, insomma, di tensioni in questa famiglia. La famiglia era anzi ben conosciuta in paese e assolutamente ben inserita. Ecco, questo evento proprio è un fulmine al ciel sereno. Ecco, noi siamo all'interno dell'ambulatorio medico del sindaco Nicola Fernato. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, cortesemente ci ha ospitato proprio per dire due parole mentre sta lavorando. Ecco, cosa possiamo dire oggi? Beh, che siamo profondamente colpiti dell'avvenimento
momento naturalmente la vicinanza di tutta l'amministrazione, di tutta la comunità va sicuramente a Guido, una persona conosciuta perché è stato anche presidente del basket a Caldogno, è una persona stimata insieme a tutta la sua famiglia. Naturalmente speriamo appunto che questa vicenda non causi delle conseguenze fisiche innanzitutto, e poi naturalmente siamo vicini a quella che è come comunità la famiglia, alla famiglia stessa, proprio perché questi episodi poi lasciano appunto lo spunto per creare e cercare di sistemare alcune fragilità, quindi anche l'amministrazione in questo caso è a disposizione appunto della famiglia e di tutto quello che sarà necessario per cercare di lenire questa situazione. Ecco, grazie Sindaco. Ecco, per completezza dell'informazione diciamo che il ragazzo in questo momento si trova al carcere San Pio X di Vicenza, è stato arrestato dai carabinieri, il capo di imputazione sarebbe proprio tentato omicidio e non lesioni gravissime come sembrava in un primo momento. Nel pomeriggio dovrebbe rispondere alle domande del magistrato e eventualmente poi riusciremo anche ad aggiornare in tempo reale quello che sarà poi l'esito di questa vicenda insomma drammatica. Noi abbiamo anche sentito poco fa i residenti, le persone vicine nel quartiere, anche vicino all'abitazione, e confermano tutte di essere state sorprese, non c'erano segnali premonitori e che questo è un segnale inquietante di una società che cambia. Ecco, con le voci dei residenti a questo punto vi restituisco la linea allo studio. Caldogno si sveglia preoccupata, anche lei. Sì, ma brave persone, bravo ragazzo, uno non sa i momenti, possiamo averli tutti purtroppo, non è che c'è, però brava gente. Certo. Non so, sembra un ragazzo normalissimo, tranquillo, non so. Che segnale è secondo lei? Come va interpretato? Ma guardi, non c'è interpretazione perché sono 5 attimi che può succedere di tutto. Io l'impressione non me ne fanno completamente perché vedo, sono umani come noi pure. E la legge di Dio è tutto uguale per tutti. Io questo conto ne faccio. Certo, da noi ci sono pure quelli cattivi, ci sono pure abbastanza pure. Più che altro sapere che questi ragazzi così giovani abbiano questa indole così aggressiva è una cosa spaventosa, non si capisce più cosa sta succedendo, insomma. Certo che sapere che poi è successo così vicino a casa è inquietante, il periodo è questo e si spera insomma. Questo è un segnale insomma, che preoccupa Caldogno? Preoccupa sì, perché tutta la comunità si è sempre uniti per fare qualcosa di positivo, per rendere la città più vivibile eccetera, però se si sente appunto questo si resta sconvolti e effettivamente fa male il cuore questo. È un segnale di che cosa secondo lei? È un segnale che questi figli ormai prendono un po' la posizione, si vogliono fare da padroni loro, non siamo più noi genitori da padroni che riusciamo a gestire questi ragazzi. E come riusciamo a contenere secondo lei questa cosa? Con l'educazione ancora da piccoli, però effettivamente la situazione è un po' andata fuori controllo. Mi sono sconvolta perché ne sento adesso sta roba proprio, a parte del giornale Veneto, che vi ancora da dirla, però sta cosa, vabbè. Che cosa le sembra? Insomma, una notizia così spaventa? A me sì, mi spaventa tanto che robe lì. Cose soprattutto l'ha colpita perché è una lite che insomma è sfuggita al controllo. E mai per quante cose storte che ti vadano nelle vite non dovrebbe mai succedere. Che segnale è secondo lei? Una società che cambia? Insomma una volta era così. Come sicuro sì, abbiamo tanto più rispetto, non potevo neanche fare Mi ha insegnato di parlare sempre con i buoni perché i vegni sono gentili e buoni, ma non lo so cosa che succede. Perfetto. I giovani cominciano a essere tanto violenti, ci sono tanti casi di violenza in giro ed è preoccupante. A volte mi chiedo anche, tutta la TV, quello che fanno vedere, se non portano a un crescente sempre maggiore di violenza, cioè che quasi diventa una cosa normale quella di alzare le mani o non so cosa sia successo sinceramente per arrivare a una cosa così, oppure se il ragazzo magari aveva fatto uso di qualcosa, perché
adesso non si sa. Certo. Ecco, cosa fare? Perché a questo punto è un segnale dei tempi, qualcuno dice c'è l'emulazione, lei come la vede? Guardi, io sinceramente non so cosa dirle, perché non so se dipenda, si dice sempre dalla famiglia, ma non può essere neanche una giustificazione, perché non è che i genitori hanno sempre colpe, o questi ragazzi che vivono in un mondo loro virtuale, magari vedono tante cose per televisione e quindi hanno il cervello praticamente invaso da queste cose. Difficile dire cosa scatta, cosa succede a questi ragazzi, insomma. Da Caldogno nel Vicentino a San Zenone degli Ezzelini nel Trevigiano, ieri sera nel TG Treviso siamo riusciti ad aggiornarvi in diretta su un ragazzo, un 25enne che si era barricato in casa minacciando il padre con un coltello. Il fatto risolto fortunatamente con l'intervento delle forze dell'ordine in poche ore, ma sono tornati sul posto per noi Chiara Gaiani e Renzo Rigon. Vediamo. Si è tornata alla normalità questa zona di San Zenone degli Ezzelini dopo la grande paura vissuta per quasi 4 ore a partire dalla metà del pomeriggio di ieri, quando un giovane di 25 anni che in questo momento si trova ricoverato all'ospedale di Montebelluna si è chiuso in casa, aveva con sé un grosso coltello da cucina e anche minacciava di far saltare tutto aprendo il gas. Tutto questo al termine di un violento litigio con il padre. Questo giovane, che è conosciuto a San Zenone degli Ezzelini anche dal sindaco, che era tra le persone presenti qui per cercare di capire come far fronte ad una situazione di emergenza, aveva avuto un violento litigio proprio con il genitore. La mamma in quel momento non era presente in casa. Una situazione delicatissima che è stata risolta grazie al lavoro di mediazione delle forze dell'ordine, in particolare dei carabinieri, del comandante della stazione di San Zenone degli Ezzelini, intorno alle 18:30 qui, quindi insomma dopo circa 2 ore da quando era stato proprio il papà del ragazzo a far lanciare l'allarme. Qui erano arrivate anche le forze speciali. Per fortuna poco prima delle 8 tutto si è risolto per il meglio. Il ragazzo giovane è uscito di casa, è salito in ambulanza, il dialogo è stato molto efficace. Un lavoro davvero prezioso, lo ha sottolineato varie volte il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin, anche ai nostri microfoni. Adesso tra un po' vi lascerò proprio alle sue parole. Adesso c'è la presa in carico di questo giovane di 25 anni che ovviamente non sarà lasciato solo, come non sarà lasciata sola la sua famiglia. Ma allora io ringrazio il collega Renzo Rigon con me qui a San Zenone degli Ezzelini questa mattina. Vi lascio all'intervista raccolta proprio a caldo nei momenti successivi al termine insomma della grande paura dalla collega Vanessa Banzato al sindaco di San Zenone degli Ezzelini Fabio Marin. Abbiamo vissuto sicuramente dei momenti di tensione in questo pomeriggio, fin dall'inizio, da quando appunto abbiamo sentito arrivare l'ambulanza con il SUE, ma poi sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. Fortunatamente insomma sono intervenuti prontamente, i carabinieri sono stati dentro tutto il tempo con lui a convincerlo a desistere, a mettersi diciamo un po' tranquillo. Ci sono riusciti davvero con il loro grande lavoro che hanno fatto a farlo salire volontariamente in ambulanza. Adesso appunto sono proseguiti per quello che sarà necessario fare. Certo. Ringrazio di cuore davvero i carabinieri specialmente e anche tutte le forze dell'ordine che sono intervenute, perché il loro apporto qui è stato fondamentale. Il servizio che danno alla cittadinanza qui si capisce veramente, si tocca proprio con mano, perché insomma eravamo lì, abbiamo visto come lavorano e dobbiamo davvero ringraziare le forze dell'ordine per quello che hanno fatto. Sono stati momenti particolari di tensione quando poi sono arrivati 2 mezzi anche con il reparto speciale dei carabinieri, quindi si è temuto davvero di dover entrare
entrare con forza anche nell'appartamento per evitare qualsiasi danno? Sì, fortunatamente non c'è stato bisogno e quindi insomma erano qui logicamente in modo precauzionale perché non si sa cosa possa succedere in questi casi. Poi però insomma diciamo che è finita come doveva finire, non c'è stato bisogno di altro, è salito volontariamente e adesso speriamo si possa insomma fare tutto quello di cui ha bisogno questo ragazzo. Certo è che questi episodi creano parecchia tensione, parecchio scompiglio, parecchia apprensione anche da parte di chi amministra la città. Assolutamente sì, perché non sono episodi isolati, purtroppo molto spesso ci sono dei disagi che si soffermano specialmente nei nostri giovani e nelle famiglie, ed è qui che noi amministratori in qualche modo dobbiamo intervenire attraverso logicamente i mezzi che abbiamo disponibili, attraverso le collaborazioni specie con l'ULSS che ci sono, però qui insomma riguardo a questa storia è un attimo tutto da capire e si vedrà nei prossimi giorni. Questo dunque è il punto da San Zenone degli Ezzelini, ancora tanta cronaca ma anche sanità subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, prima edizione, martedì 9 luglio 12:42. Noi, come accennato poco prima del break pubblicitario, ci spostiamo a Padova e parliamo di sanità, parliamo di zanzare. A livello nazionale l'allerta per i casi di dengue registrati su turisti di rientro da località straniere, ma ci aggiorna e ci racconta di più Valentina Visentin, che vedo collegata da Padova. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova, perché nel Padovano si è registrato invece il primo caso di Toscana virus in una donna residente nella zona dei Colli Euganei che è stata ricoverata in terapia intensiva dopo la puntura di un papataccio che ha scatenato questo virus. Si tratta di un virus che spesso si risolve solo con una febbre, ma in casi particolari può avere conseguenze più gravi. Qui noi siamo negli uffici dell'USL 6 Euganea e qui con me c'è il dottor Valerio Valeriano del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'USL 6 che ci spiega un po' che cos'è il Toscana virus e quando si manifesta in queste forme più gravi. Certo, salve. Allora, il Toscana virus ricordiamo che da 4 anni è endemico nelle zone dei Colli Euganei. Abbiamo avuto all'inizio 2 casi febbrili, 2021, 4 forme meningoencefalitiche nel 2022, 3 nel 2023 e quest'anno siamo alla prima. Ricordiamo che è un virus che per fortuna, nella stragrande maggioranza dei casi, dà forme totalmente asintomatiche, meno frequenti sono le forme sintomatiche, normalmente febbrili. Può capitare in casi veramente eccezionali, direi, che ci siano delle meningoencefaliti, quindi è una cosa abbastanza rara. Capita di solito in persone che sono over 65 con comorbidità come per esempio cerebrovasculopatia, esempio l'ictus. In questo caso specifico la persona è stata ricoverata in terapia intensiva dopo 10 giorni di dolori forti articolari, febbre alta e uno stato confusionale. Per fortuna però adesso la situazione clinica è in remissione, quindi è stata trasferita in neurologia e probabilmente questa persona nei prossimi giorni verrà dimessa. La notizia importante è che la meningoencefalite a Toscana virus solitamente non dà reliquati, quindi ha un decorso usualmente benigno. Quali sono i tempi di incubazione? Poi i sintomi ce li ha spiegati, quelli che dobbiamo prestare attenzione, ma qual è il periodo di incubazione dopo la puntura del papataccio? Allora, l'incubazione solitamente va da un paio di giorni fino a 10-14 giorni, quindi 2 settimane. Sintomi importanti per la meningoencefalite: vomito incoercibile, mal di testa, febbre alta, fotofobia, quindi fastidio rispetto alla luce, confusione, alterazioni dello stato comportamentale e sopori. I papatacci è un insetto che abbiamo sentito è molto diffuso nella zona dei Colli Euganei, quindi come difenderci? Lo chiediamo a Bianca Daniela Manolaccio, che è tecnico della prevenzione. Sì, buongiorno. Per quanto riguarda il papataccio, ricordiamo che è un insetto che predilige vivere in ambienti umidi, all'ombra, in ambienti verdi e non è un grande volatore. Per questo motivo i normali interventi sistematici che vengono fatti per quanto riguarda la disinfestazione delle zanzare non sono efficaci. Cosa consigliamo alla popolazione? Innanzitutto di proteggersi adottando delle misure di prevenzione e protezione individuali, come ad esempio l'utilizzo dei repellenti, l'utilizzo di abiti chiari quando si esce all'aperto e quello di installare delle zanzariere nelle proprie abitazioni.
C'è un'altra emergenza che è la dengue, sono aumentati i casi a livello mondiale, qui in Italia i casi che si sono registrati sono tutti di turisti di rientro dalle vacanze in zone esotiche. La dengue comunque provoca dei sintomi piuttosto importanti, quindi dottore, adesso che è tempo di vacanze, diamo delle indicazioni a chi fa dei viaggi all'estero. Certo, allora sicuramente raccomandiamo a chi fa viaggi in zone tropicali, subtropicali o in generale endemiche per dengue di usare in modo molto scrupoloso i repellenti cutanei più indumenti, soprattutto alla sera, e utilizzare abiti chiari coprenti in modo da evitare che gambe, polpacci, insomma caviglie e piedi, che sono le zone che preferiscono le zanzare, vengano colpite. Un'altra cosa importante è quindi utilizzare repellenti sia quando si viaggia, ma direi anche quando si rientra. Il mio personale consiglio è quando si rientra per almeno una settimana continuare a usarli. In questo caso non è un gesto egoistico ma è altruistico, perché se io ho preso la dengue in forma non sintomatica, quindi asintomatica, potrei essere punto da una zanzara tigre, infettarla e passarla magari a mia madre o comunque a un vicino. Tenendo un repellente per 7 giorni, che è il periodo di viremia e quindi contagiosità, io proteggo le persone che mi sono attorno. Quali sono i sintomi della dengue, quindi che fanno scattare il campanello d'allarme? Allora, i sintomi sono purtroppo specifici, in generale febbre che può essere più o meno alta, dolori articolari forti, perché ricordiamo che dengue deriverebbe da una parola africana che vuol dire febbre spaccaossa, insomma, che dolori alle ossa. Possono esserci quindi artralgie, mialgie, cefalea importante, febbre. È più la provenienza che mi fa scattare il dubbio e mi fa fare poi il test eventualmente. In caso appunto di caso di dengue scatta subito la disinfestazione. Esatto, il SISP mette in piedi un trattamento di disinfestazione straordinario che consiste in trattare con un adulticida per 3 giorni consecutivi, successivamente si trattano anche le pubbliche vie con i larvicidi e si fanno anche degli interventi porta a porta per appunto evitare che le zanzare si diffondano dove ci sono ad esempio dei punti come i sottovasi dove c'è l'acqua stagnante, e quindi ecco, anche da questo punto di vista si sensibilizza la popolazione. Infatti appunto è importante anche la comunicazione tra gli uffici dell'USL 6 e ovviamente le varie realtà comunali dove si dovessero verificare insomma questi episodi. Speriamo di essere stati utili con tutte le indicazioni a chi si deve mettere in viaggio e a chi si trova a vivere appunto nella zona dei Colli Euganei dove sono presenti i papataci. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina Visentina e ai tuoi ospiti per questa informazione utile di sicuro a tutti noi. Noi continuiamo con la cronaca, ma rimaniamo nel Padovano perché è prevista per le prime ore di domani il rientro in Italia della salma di Davide Baggio, il 56enne di Cittadella morto in un incidente stradale sabato 29 giugno mentre era in vacanza in Egitto. Il feretro arriverà all'aeroporto di Malpensa e verrà poi trasferito a Cittadella così che i familiari potranno definire la data dei funerali. Intanto la moglie Chiara Tombolata, rimasta ferita nello schianto, è rientrata nei giorni scorsi con un volo ambulanza ed attualmente in cura all'ospedale, in un ospedale dell'ULSS 6. Ancora a Padova ha denunciato un 36enne siciliano per la truffa dello specchietto. È accaduto a Monselice, dove i cittadini hanno segnalato al 112 una vettura sospetta con una persona a bordo che sabato mattina tentava di perpetrare la truffa nei confronti degli automobilisti in transito in via De Gasperi. Intercettata la Golf dell'uomo che poco prima aveva tentato di raggirare una donna di 68 anni di Pernumia. I carabinieri hanno perquisito l'auto sequestrando un bastone utilizzato per urtare lo specchietto degli altri veicoli. Tutto il materiale è stato sequestrato, il 36enne è stato denunciato per tentata truffa. E adesso andiamo a Venezia invece perché una bambina di 10 anni è collassata ieri per il troppo caldo sul vaporetto a Venezia proprio mentre stava per scendere e ha sbattuto la testa sui gradoni dell'imbarcadero. È accaduto a Santa Marta sulla linea 4.2 ieri mattina intorno alle 10. La bambina di origine cinese è stata subito soccorsa e ricoverata al civile in pediatria. Ha subito un trauma cranico seppur di lieve entità. Nel Bassanese, spaventato rogo domenica mattina verso le 3 al mercato ortofrutticolo.
Incendio al mercato ortofrutticolo di Bassano con le fiamme che in piena notte hanno distrutto alcuni box all'interno della struttura. Massiccio l'intervento dei vigili del fuoco arrivati dal vicino distaccamento ma anche da Thiene e Vicenza per spegnere un rogo spaventoso, come conferma il direttore del mercato ortofrutticolo Giacinto Tramonte. È uno scenario tremendo che si è trovato davanti. Sì, devo anche dire che sono intervenuti subito i vigili del fuoco con 3-4 autobotti, erano già presenti i carabinieri. Per fortuna è successo di notte e non c'è nessuna persona coinvolta. Certo è che non soltanto il mercato ma anche l'intera area abitata è andata in blackout. È andata in blackout perché il fuoco ha rovinato dei cavi principali delle condutture elettriche che il mercato ne ha bisogno per i frigoriferi e ha fatto saltare la centralina di tutta la zona. Adesso la situazione? Ma la situazione è tutta a posto, è stata ripristinata ancora la mattinata di ieri. L'Enel è intervenuta, ha sostituito i cavi rotti e quindi non ci sono problemi. L'incendio pare sia stato causato dal surriscaldamento dell'impianto elettrico. L'azienda, che occupava i 2 box andati a fuoco, è stata temporaneamente spostata in altri 2 siti adiacenti. Palpabile lo sconforto del titolare. Abbiamo gli uffici completamente distrutti, si è completamente bruciato il sistema informatico, parlo di server, di PLC, di gruppo di continuità da cui sembra che sia stato generato l'incendio. Tempi adesso per ripristinare tutto? Dalle valutazioni fatte ieri sia dai periti di parte e da altre figure che ho interpellato si parla di 30-40 giorni minimo, fatto salvo che la bonifica verrà fatta se ci danno l'autorizzazione da parte dell'autorità di intervenire nel giro di 48 ore. La bonifica di per sé stesso potrà essere fatta dalle aziende autorizzate in questo ambito. E intanto il mercato ortofrutticolo resta aperto nonostante i danni anche ai privati, con l'area interessata totalmente transennata. La cronaca dalle strade ora, siamo in grado di farvi vedere dall'Arena di Verona un altro scontro in A4 questa mattina, coda tra Peschiera e Desenzano, ennesimo in A4, una moto a terra e 8 km di coda in direzione Milano. Poco prima delle 9 l'incidente, un motociclista è rimasto coinvolto tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, appunto in direzione Milano. Sul posto i soccorritori del SUEM 118 con ambulanza e polizia stradale per consentire i soccorsi. Alcune delle carreggiate sono state interdette al traffico e così inevitabilmente si sono creati diversi chilometri di coda e disagi alla viabilità. 8 i chilometri di coda, vedremo poi come si svilupperà nel corso della mattinata questo intoppo autostradale. E vi diamo conto di un altro incidente sulle strade, intervento dei vigili del fuoco alle 11:30 circa di ieri mattina lungo l'autostrada A22 del Brennero, direzione nord tra Nogarole Rocca e l'allacciamento A4 per l'incendio di un auto articolato che trasportava merci pericolose. Nessuna persona è rimasta coinvolta sul posto. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Verona e Mantova con 2 autopompe e 2 autobotti, quindi la bonifica e la messa in sicurezza della sede stradale. Sul posto anche il personale della Polstrada e della società autostradale. La cronaca ancora nel veneziano, spaccio in canonica, ripreso dalla telecamera posizionata dal parroco in mattinata, consegnata alla Polizia di Stato. Il fatto a Mestre in viale San Marco. Non ho i soldi, dice allo spacciatore il cliente pusher a sua volta arrivato in bici. Ah, me li darai, risponde flemmatico l'altro pusher, il rifornitore, quello con cappellino nero in testa, mentre tra le mani conta la mazzetta di banconote da 50 e 20 euro. Ecco l'audio originale. Siamo a Mestre, in viale San Marco, alla canonica della chiesa San Giuseppe, a 2 passi da San Giuliano, direzione Venezia. Già nelle mani della polizia la targa dell'auto del pusher, impressa e indelebile nei filmati, così come i volti dei 2 giovani, dall'aspetto 20 anni o poco più.
E quanto raccontano le immagini della telecamera che Don Natalino Bonazza, parroco della chiesa San Giuseppe, ha installato proprio davanti alla sua canonica. E qui che in maniera disinvolta e senza scrupoli avviene lo spaccio con tanto di cessione di soldi e droga. Le immagini parlano da sole. L'episodio è nato dal fatto che ho sentito delle voci un po' esagitate mentre ero in casa. Prima di tutto ho controllato che cosa avveniva all'esterno visionando il filmato della videocamera e per la prima volta ho visto un episodio del genere. La cessione di droga giovedì scorso, 4 luglio, poco prima delle 20:30, spaccio avvenuto sotto gli occhi di Don Natalino che dopo aver visto quanto stava accadendo proprio fuori casa è uscito ad affrontare 2 spacciatori saliti in auto ad attendere i clienti cui cedere la sostanza stupefacente, da cui si è sentito rispondere che cercavano un posto tranquillo per parlare. Penso che questa gente che probabilmente viene da fuori cerchi sempre di luoghi nascosti. La telecamera posizionata per monitorare quanto accade in questo angolo buio, specie alla sera, quando diventa il ritrovo di giovani sconosciuti, dice il prete. Il senso anche di questa videocamera serve come deterrente, perché purtroppo questo angolo del piazzale della chiesa, soprattutto di sera, può diventare un posto un po' pericoloso, mette un punto di passaggio per tante persone che abitano nei quartieri qui vicino. Il monito è l'appello del Don alla sua comunità. Ora che è estate usciamo per una passeggiata, popoliamo la nostra via per non lasciarla in mano a criminali sbandati. La richiesta. Dobbiamo tornare a vivere il quartiere e non ritirarci come se fossimo degli assediati nelle nostre case. Ancora a Venezia è stato rilasciato più volte il ladro seriale che da tempo mette a segno furti nel veneziano, è stato nuovamente preso dalla polizia. Già noto per i suoi numerosi furti, il ladro seriale di nazionalità italiana particolarmente attivo nel veneziano è stato arrestato dalla polizia per l'ennesima volta. L'episodio risale alla notte del 2 luglio, quando sono scattati gli allarmi in un bar e una biglietteria di un parcheggio a Malcontenta. Le volanti giunte sul posto hanno intercettato il presunto ladro mentre cercava di fuggire in bicicletta. A quel punto lui avrebbe abbandonato a terra la refurtiva e la bicicletta per continuare la sua fuga a piedi in via dell'Elettronica e poi gettarsi in un canale dove i poliziotti l'hanno raggiunto e bloccato. La refurtiva, denaro e vari pacchetti di sigarette è stata recuperata e restituita ai proprietari, mentre l'uomo accompagnato in centrale è trattenuto nelle camere di sicurezza della questura. Il processo per direttissima ha convalidato l'arresto e disposto la misura dell'obbligo di dimora a Marghera. Ma questo furto è solo la punta dell'iceberg. Solo nel 2024, riepiloga la questura, ne avrebbe messi a segno una decina a danni di bar, ristoranti, pizzerie, ditte commerciali e food truck, sia in terraferma che a Venezia. In vari casi è stato arrestato e rilasciato. Ad aprile la divisione anticrimine della Questura di Venezia si era attivata per cercare di limitare il reiterarsi di comportamenti delittuosi, riuscendo a sottoporlo alla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per 2 anni, con l'obbligo di permanere nella propria abitazione dalle 20 alle 7. L'uomo tuttavia era già stato fermato e arrestato lo scorso 26 giugno insieme a una complice perché sospettato di essersi introdotto all'interno dell'Ulls 3 di Marghera. Rimaniamo nel veneziano, incidente sul lavoro, 2 operai feriti in un cantiere grave, un 23enne, ma ci racconta tutto in diretta da Mestre Ilaria Marchiori. Di nuovo buongiorno Ilaria. Buongiorno, eccoci qui nuovamente da Venezia, ci siamo spostati a Mestre, siamo qui insieme a Roberto Toigo, segretario generale della UIL, proprio per parlare di questo incidente avvenuto ieri, poco dopo le 18:30, in un cantiere edile privato di Zelarino. Grave, come hai anticipato tu, un 23enne che è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale All'Angelo in rianimazione. Meno grave il collega che era con lui, che però ha bisogno di cure in ortopedia perché sarebbero stati schiacciati da del materiale che è caduto improvvisamente. Si tratta di 2 operai di origine nordafricana. Naturalmente la dinamica al vaglio dei tecnici dello Spisal che sono giunti sul posto immediatamente insieme alle forze dell'ordine per i rilievi e poi ai sanitari del SUEM 118,
Ma Toigo, è il momento di agire concretamente, di mettere in campo delle azioni, perché incidenti come questo e anche più gravi, perché ne abbiamo visti soprattutto nell'ultimo periodo purtroppo di persone che hanno perso la vita, e intervenire. Non è più il tempo degli appelli. Intanto mi auguro che queste persone si possano riprendere nella miglior maniera possibile, e un augurio, e qualsiasi cosa noi siamo disponibili ad aiutarli. Sì, come dice lei, bisogna agire, noi appelli ne facciamo tanti, cerchiamo di sensibilizzare il tutto, ma bisogna fare un passo in più. Io non credo che ci sia un'azienda che abbia voglia che i lavoratori si facciano male dentro la propria azienda. Le istituzioni stanno facendo di tutto per mettere insieme dei tavoli, col prefetto ne abbiamo fatto una anche l'altro giorno di Venezia, la regione un protocollo molto importante. I dati del Veneto sono anche, come posso dire, non belli, ma danno un senso che il lavoro che facciamo funziona. Ma non basta, non si arriva da nessuna parte così. Quando siamo tutti d'accordo, vuol dire che bisogna partire dalla base. La base sono le scuole. O creiamo la cultura della vita partendo dalla formazione, dalle elementari alle persone, un'oretta per spiegare la sicurezza, le cose, anche nel giocare, nella vita quotidiana, nel prendere un coltello in mano in casa, eccetera, non andremo da nessuna parte. Gli appelli si fanno quando succedono cose gravi come queste, fra una settimana ci si dimentica, poi succede un altro fatto grave, diciamo sempre basta morti sul lavoro, bisogna agire. Siamo tutti d'accordo, è ora di farlo. Ecco, Toigo, è vero, bisogna insegnare questa cultura della vita, della sicurezza, della responsabilità. Le aziende devono fare la loro parte e poi anche i lavoratori stessi. Sì, non c'è dubbio, la cultura della vita la devono imparare tutti, ma soprattutto il lavoratore. Dico sempre, il lavoratore è maturo nel momento in cui, quando si vede in pericolo, riesce a fermarsi e sa che può chiamare qualcuno che lo tutela. Se non vede il pericolo, oppure lui è il primo che evita di mettersi una misura di sicurezza per lavorare più velocemente, perché far bella figura o perché sente le pressioni da parte del datore di lavoro per farlo, abbiamo fallito. La cultura della vita parte da qua. Il lavoratore, l'azienda, ma soprattutto chi sale su un'impalcatura, chi va in un campo e così via, deve avere la consapevolezza di quello che gli sta succedendo. Ecco, Roberto Toigo è stato chiaro, quindi qui da Mestre, se non ci sono domande, Edi, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie al tuo ospite. Noi continuiamo con la cronaca nel veneziano, perché i carabinieri di Chioggia hanno reso noto di aver multato il 28 giugno per un totale di 12.000 euro 6 pescatori a bordo di imbarcazioni controllate in uscita dal porto di Malamocco. I pescatori sono stati fermati nello specchio acqueo lagunare alle 4 di mattina circa, in violazione della legge che non permette l'uscita dal porto prima delle 5 nel periodo tra il 15 marzo e il 30 giugno. Chiudiamo la nostra pagina veneziana. Sarà a Farsetti, sede del Comune di Venezia, alle 17 di oggi, martedì 9 luglio. L'ultimo saluto a Stefano Boato, scomparso domenica mattina, 82 anni, unanime il cordoglio di istituzioni e società civile per quello che fu tra i padri dell'ambientalismo veneziano. Architetto, urbanista, politico, intellettuale, ambientalista. Caro Stefano, la tua vita l'hai vissuta veramente tutta, ha scritto il fratello Michele in una lettera aperta a Stefano Boato all'indomani della sua scomparsa. 82 anni vissuti intensamente e spesso pericolosamente, ha ricordato Michele, dalle discussioni alla Federazione Universitaria Cattolica all'occupazione di architettura che nel 67 aprì la via alla rivolta di Ca' Foscari. Negli anni 70 la militanza in lotta continua tra Venezia e Marghera e poi le progettazioni di urbanistica democratica per una Mestre più bella e vivibile. Negli anni 80 l'esperienza da consigliere e assessore della giunta guidata dal repubblicano Antonio Casellati. Decenni di impegno a tutela della laguna, di Venezia e dei suoi abitanti, ha sottolineato il Consiglio Direttivo Nazionale di Italia Nostra, con la competenza come professore universitario allo UAV, esperto in commissione di salvaguardia e per il Ministero dell'Ambiente e nelle file dei Verdi, di cui fu tra i fondatori. Gianfranco Bettina ha ricordato che a Stefano Boato si deve la salvezza del bosco di Carpenedo, la nascita del Parco San Giuliano, la revoca del piano regolatore del 62 che collocava a Porto Marghera impianti che avrebbero diffuso nell'aria fumo, polvere o esalazioni dannosi alla vita umana. Parleremo di disagio giovanile subito dopo la pubblicità.
Rieccoci in studio, prima edizione, martedì 9 luglio. Continuiamo con le notizie, la cronaca dal Trevigiano. Atti di vandalismo a Vedelago, una scuola è stata imbrattata con schizzi di vernice rossa. Il sindaco invita gli autori a scusarsi pubblicamente. Atto vandalico nel weekend che ha visto nel mirino la scuola primaria Andrea Palladio di Fanzolo di Vedelago. Dei soggetti ancora non identificati hanno imbrattato la facciata, l'ingresso e le porte dell'edificio con molteplici schizzi di vernice rossa. Il sindaco Giuseppe Romano sottolinea la gravità di una tale azione ai danni di un bene pubblico, ma vuole comunque dare una possibilità agli autori, con molta probabilità giovanissimi. Invitiamo i responsabili a presentarsi spontaneamente. Siamo disponibili al dialogo e certamente assieme una soluzione troviamo. Diversamente procederemo con le denunce. Pulire il danno causato e scusarsi pubblicamente con la comunità sono gli inviti del sindaco agli autori ignoti. In caso contrario, con le forze dell'ordine già all'opera, i giovani rischiano di andare incontro a conseguenze ben più pesanti. Nonostante questo non sia il primo caso di atto vandalico ai danni di beni pubblici o privati del territorio, la speranza è che si tratti di una semplice bravata di un gruppo di ragazzi. Sia il dialogo per individuare eventuali disagi giovanili, ma tolleranza zero per tutti gli atti vandalici a danno del patrimonio comunale come scuole, cimiteri, monumenti e così via. Siamo tornati in studio e qui accanto a me presento Ivan Scremin, presidente dell'associazione Il Filo di Simo, e collegato con noi Mauro Gazzola della cooperativa sociale Chiricu. Chiedo innanzitutto, buongiorno a tutti, a entrambi, di presentare il vostro lavoro. Parliamo di giovani, disagio giovanile ma non solo, come poter intercettare questo disagio, come poterlo superare, i consigli da dare alle famiglie ma anche ai giovani stessi, tante le iniziative. Partiamo con lei, Ivan Scremin, innanzitutto Il Filo di Simo, l'associazione sua. Sì, l'associazione è un'associazione nata 3 anni fa dall'evento suicidario di mio figlio, e quindi l'associazione si occupa da 3 anni di disagio giovanile. Noi abbiamo una struttura composta da 14 psicoterapeuti che hanno iniziato a fare clinica, e quindi fare clinica significa le psicoterapie dedicate soprattutto ai giovani. Noi abbiamo un target che va dai 9 anni ai 27 anni ed è circa il 70% dei ragazzi che abbiamo in accoglienza. Cerchiamo di intercettare i ragazzi facendo divulgazione, facciamo circa un paio di incontri serali dedicati alla depressione o a altri temi che collegano gli stati depressivi, e cerchiamo in qualche maniera di fare qualcosa che avvicini i giovani. Partirà a ottobre un festival musicale dove cercheremo di unire le parole suicidio e i temi suicidio con la musica. La musica abbiamo visto che avvicina i giovani, l'idea sarebbe quella di trasportarlo esclusivamente ad uso dei giovani. Daremo dei testi, i giovani faranno con delle band, creeranno la musicalità delle canzoni, e da là si partirà. Il messaggio che vogliamo dare alle amministrazioni e anche ai comuni è che se a questi giovani diamo delle opportunità dove loro possano valorizzare le loro qualità, che sono molte, perché io credo che i giovani abbiano delle potenzialità incredibili, sono nati in un periodo storico strano, fanno fatica a evidenziarle, ma se gli diamo la possibilità di mettersi in discussione, molto probabilmente racconteremo storie diverse da quella di Simone. Mauro Gazzola, intanto grazie Ivan per questo preambolo, insomma. Sì, e poi parliamo invece con Mauro, cooperativa Chiricu, prevalentemente di educazione ma non solo. Certo, buongiorno a tutti, intanto grazie dell'opportunità. No, assolutamente noi ci occupiamo di percorsi educativi familiari in particolare, ma anche nel territorio con i giovani, in tutti gli ambienti frequentati dai ragazzi, quindi a partire dalla scuola, il territorio, l'aggregazione, le attività sportive, ma anche i percorsi proprio di cittadinanza attiva e volontariato. Credo che molti di chi sta ascoltando conosco molto bene il progetto Ci sto a fare fatica. Pensate che quest'anno coinvolge proprio durante l'estate e mi è piaciuto che proprio in contrapposizione anche all'articolo sui danni vandalici a Vedelago, io testimonio sicuramente, sono
più di 1400 persone coinvolte in lavori che si occupano della riqualificazione e nella sistemazione di beni pubblici, e sono fatti da ragazzi dai 14 ai 19 anni, accompagnati da un volontario che ha qualche anno in più e da un handyman, un esperto insomma nel lavoro che andranno a fare. Quindi sicuramente il nostro punto di vista è quello di puntare soprattutto sulle risorse presenti e sulla capacità dei ragazzi di mettersi in gioco in maniera seria. La questione principale è che il focus qui sarebbe sugli adulti, sul fatto che molte volte hanno una visione di questa fascia d'età che parte soprattutto dal disagio o da alcune situazioni di marginalità, insomma, ecco, che vanno affrontate sicuramente in maniera professionale, ma che non sono rappresentative della fascia d'età di cui stiamo parlando. Infatti non è un caso l'aver mandato il servizio poco prima di presentarvi, sono per lo più giovanissimi, la nostra cronaca ne è zeppa di atti vandalici che sostanzialmente riempiono anche le pagine dei giornali, si parla di baby gang, ma mi diceva Ivan prima fuori microfono non si parla di baby gang. Come stanno oggi i ragazzi e come possiamo intervenire? Oggi i ragazzi devono affrontare una serie di problematiche legate proprio a un periodo storico. Crediamo che i ragazzi, anzi siamo convinti che i ragazzi abbiano delle potenzialità incredibili, vengono un po' soffocati perché il mondo fuori in qualche maniera gli crea delle difficoltà. Nascono in una fascia, in un periodo dove chi si vuole realizzare, per esempio sulla fascia un po' più importante che va dai 21 ai 27 anni, hanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro e quindi crearsi in autonomia. Il non crearsi l'autonomia e quindi dare una dipendenza verso i genitori o verso la famiglia crea una situazione di grossa difficoltà. E la depressione è una cosa stranissima, la depressione è come avere un interruttore all'interno del proprio corpo che all'improvviso si spegne. Si spegne perché le aspettative che si avevano molto probabilmente vanno al di là delle capacità di quello che gli viene offerto e di conseguenza si casca in un buio totale. Tutto quello che si faceva prima e che era facile diventa difficile ed è difficile poi farli ritornare nel percorso normale di tutti i giorni. La generazione un po' più sotto invece ha una difficoltà ancora diversa, credo, perché è una difficoltà legata al fatto di un isolamento. Viene a mancare la socialità immediata. I ragazzi fondamentalmente si accorpano in più gruppi, però alla fine sono soli. E credo che sia un problema anche legato a un concetto molto probabilmente di familiarità anche. Cioè la famiglia oggi è talmente impegnata a poter creare una situazione di vita che ogni tanto purtroppo è costretta a dimenticarsi dei figli. Una società che quindi non è in linea magari con le aspettative, opportunità, che ci sono moltissime opportunità ma magari poco raggiungibili, parliamo magari di ragazzi appunto che voi seguite, lei è un osservatorio privilegiato in questo senso e soprattutto anche date un aiuto alle famiglie per cercare di aiutare al meglio i ragazzi. Sì, l'associazione nasce dagli amici stretti di Simone e dagli amici nostri di famiglia. Noi come famiglia abbiamo cercato di mettere all'interno dell'associazione quello che a noi purtroppo è mancato, non per colpa, è mancato proprio perché il sistema si muove in una certa maniera. Oggi chi in famiglia ha un ragazzo che soffre di stati depressivi si trova un po' in difficoltà nella gestione perché non è facile, anzi è difficilissimo gestire un ragazzo che soffre di stati depressivi. E quindi noi per esempio con l'associazione abbiamo terminato un laboratorio da poco dove abbiamo cercato di aiutare le famiglie che hanno casi così come i nostri in famiglia, come gestirli. Perché la realtà è che oggi la famiglia che deve affrontare un ragazzo che soffre di stati di disagio è un po' sola, non ha dei punti di riferimento. Quindi noi abbiamo cercato in qualche maniera e cerchiamo di andare ad aiutare l'amministrazione del pubblico che di per sé non hanno delle colpe, ma oggi il pubblico si trova a gestire un numero importantissimo di casi con bassissime risorse. Parliamo infatti, gli ultimi dati ci raccontano di circa 700.000 giovani in Italia a soffrire di depressione. Sì, voi dovete pensare che comunque oltre 700.000 casi di depressione in Italia ci sono 4.000 suicidi l'anno. 4.000 suicidi l'anno visibili e 4.000 non visibili, quindi è un numero importantissimo.
e questo è purtroppo in aumento. Oggi lo vediamo insomma con gli ultimi casi dall'inizio dell'anno, i giovani che purtroppo hanno cessato di vivere per volontà sono sempre più numerosi. Se poi andiamo a vedere il profilo di questi giovani, i giovani sono quasi tutti solari, ragazzi abbastanza rapportabili, che si rapportano molto, però alla fine questo interruttore maledetto si spegne. Voi dovete immaginare che questo interruttore, quando si spegne, alla persona che lo subisce, è un ragazzo che soffre di stati depressivi e che automaticamente diventerà dolore mentale, è come se fosse una stanza incendiata e le pareti, il muro non gli danno pace finché vede sta porticina in lontananza, e questo purtroppo è l'estremo gesto. Mauro, invece passo a lei. Avete anche voi un osservatorio privilegiato dei giovani, dei ragazzi, delle famiglie stesse, ma anche della mancanza magari della famiglia. Come sono oggi questi giovani? Ovviamente il tempo non dà merito a un argomento così complesso. La questione è che intanto dovremmo capire che cosa intendiamo per i giovani, e già qui si potrebbe ragionare molto, perché in realtà l'essere giovani oggi non coincide più con i criteri che si potevano avere magari qualche anno fa e che erano molto legati a delle scelte ben definite e all'accesso al mondo del lavoro. Abbiamo prolungato molto l'età della giovinezza, no? Questo ha portato anche delle conseguenze, nel senso, nella nostra società occidentale. Io credo che condivido molto l'intervento del vostro ospite lì in studio, perché ci troviamo innanzitutto che non c'è un colpevole ben definito, nel senso che le famiglie sono affaticate, è proprio un mutamento della società che stiamo osservando e di cui siamo ancora dentro, ed è il motivo per cui non si vedono ancora magari molti spiragli su alcune prospettive. La questione però soprattutto da evidenziare è che oggi ci troviamo, noi ci occupiamo di tutte le fasce d'età, però ci troviamo già molti bambini caricati di molte aspettative. Oggi le parole chiavi sono risultato, performance. Ogni piccola difficoltà che un bambino si trova ad affrontare deve avere un professionista che capisca che cos'è, quindi c'è un po' il mito della diagnosi, tanto che mi sono detto forse bisognerà avere anche la diagnosi di essere sani e di andare bene così come si è, no? E ogni piccola opportunità deve essere per forza colta, perché altrimenti abbiamo paura delle conseguenze. Questo produce cosa, prima di tutto? Che abbiamo progressivamente tolto il fallimento dalla vita dei nostri figli, il fallimento e la frustrazione, il dolore abbiamo tolto in tutte le sue forme, però se ci guardiamo tra noi adulti questo è un elemento fondamentale della vita e l'abbiamo spostato molto più avanti, quindi ci troviamo ragazzini che non hanno mai sperimentato frustrazione, dolore, sofferenza e il fallimento, o comunque non hanno mai imparato a leggerlo aiutati da un adulto, perché abbiamo paura di affrontarlo, e si trovano ragazzini e ragazze che devono affrontarlo in età magari molto più avanti, da adolescenti o da giovani, impreparati però, perché non hanno sperimentato un po' alla volta, si trovano impreparati e succedono poi delle devianze come quelle raccontate dal vostro ospite, oppure un tema che è molto legato a questa fascia d'età di giovani moderni, che è l'ansia. Sono vittime di un'ansia schiacciante che poi li blocca, li frena a una certa età. Noi ci occupiamo anche molto di ritiro sociale grave, e guardate che il ritiro sociale in Italia è un tema di cui si parla ancora molto, troppo poco, perché si parla di numeri 50-60 mila, insomma ci sono numeri anche elevati di ragazzi e ragazze che si ritirano nella propria stanza per anni vuol dire 5, 6, 7, 8 anni. Questo è un tema molto importante che a noi sta a cuore, ma che è frutto proprio di un sistema occidentale che non lascia scampo. Se non sei performante, come anche la tua famiglia ha in mente, perché attenzione, la famiglia non è colpevole, ma molto spesso il figlio è destinatario dei sogni dei genitori, e questo lo si vede benissimo in tante piccole scelte, per cui una famiglia molto presente, molto attenta produce il fatto
fatto che tuo figlio non riesci più a scollegarti perché effettivamente lo fanno per il tuo bene ed è difficile contrastare questo bene dei genitori. È una cosa molto sottile questa cosa, ma che va affrontata anche con magari probabilmente percorsi per i genitori a tutto tondo, e qui io richiamerei in maniera molto chiara la responsabilità di noi adulti in questa cosa e la responsabilità delle istituzioni nel promuovere spazi di confronto, nel promuovere iniziative, nel promuovere attività per i ragazzi o possibilità di sperimentarsi e di incontrarsi. Poi ovviamente ognuno sta alla propria libertà saper accedere a queste occasioni che ci sono, ma molto spesso mi trovo in territori che non offrono niente. Libertà, soprattutto d'estate. Cioè, esatto, lì anche volevo arrivare. Libertà e ascolto, è questa la chiave per intercettare questo tipo di disagi. Sì, quello che diceva l'ospite è coerentissimo, è vero, ci vuole libertà, molto ascolto. Oggi sono due cose che mancano, difatti si parla poco, no, dell'importanza delle famiglie su questo aspetto. Le famiglie, ripeto, sono prese talmente da una velocità per poter far quadrare la vita che l'ascolto è pochissimo, quindi questi ragazzi che già vivono una forma di isolamento, perché come diceva effettivamente c'è questa crescita di persone che si chiudono in camera, che non si muovono, che abbandonano anche la scuola e abbandonano anche lo sport, perché c'è una forma di isolamento che si sta creando e viene a mancare anche molto probabilmente quest'altra forma di spingere i ragazzi a prendersi delle responsabilità. I ragazzi oggi purtroppo soffrono, oltre a questo, anche di una grandissima incertezza. Hanno bisogno lo vediamo noi, insomma, hanno bisogno di conferme su ogni passo che vanno a fare. Questo significa che c'è incertezza nelle scelte e purtroppo l'incertezza nelle scelte porta all'isolamento o anche al rifiuto stesso di fare delle scelte. Mauro, è così? Sicuramente, nel senso che una ragazza o un ragazzo non riesce a sperimentarsi in tante piccole cose. Un bambino è sotto lo sguardo dell'adulto sempre, costantemente, non può sperimentarsi in autonomia. Questo produce poi adolescenti e successivamente giovani incapaci, in termini generali, di affrontare piccole difficoltà che la vita però ti chiede. L'ambiente di lavoro, un collega di lavoro, la scuola stessa, l'università, no? Entrando in una crisi a volte profonda. Io credo che sia importante assolutamente aumentare questo tipo di opportunità, ma soprattutto poter offrire alle famiglie anche un confronto competente, nel senso che penso soprattutto al periodo estivo, ormai la società è cambiata radicalmente, abbiamo tempi lunghi dove seppur io dico sempre viva la noia, nel senso che i bambini devono anche potersi annoiare ogni tanto perché questo alimenta la creatività, però abbiamo lunghi tempi dove non siamo destinatari di nessuna opportunità formativa nel territorio o di aggregazione. Credo che all'interno delle istituzioni debbano cominciare anche a fare squadra gli adulti stessi nel mondo della scuola, nel mondo del privato sociale, il mondo dei professionisti, delle amministrazioni comunali, per proprio fare squadra attorno anche a tematiche che emergono. I ragazzi esprimono a volte questo disagio e l'abbiamo sentito dal signor Scremini, proprio anche dal corpo stesso, e se noi non ce ne accorgiamo alzeranno sempre di più il tiro per mostrare questo dolore che stanno provando. A volte si tagliano, a volte sono sofferenti, devono avere adulti che si accorgono di questa cosa, altrimenti il livello è sempre più alto fino alle forme estreme di cui parlava anche il vostro ospite. Certo, però manca pochissimo alla chiusura, però io volevo concludere con esempi positivi. I ragazzi sì, affrontano una società difficile, dei tempi che corrono veloci e magari delle aspettative poco soddisfatte. Però La cosa positiva è questa: in tutte le nostre indagini che stiamo facendo, ai primi posti su cosa, delle varie fasce età, in particolare 14-19 anni, su cosa vorresti essere coinvolto nel tuo tempo libero, c'è lo sport, i beni comuni e l'aiuto agli altri, l'arte e la cultura. Cioè la visione che questi giovani hanno del mondo è estremamente positiva. Purtroppo, devono trovare però dall'altra parte degli adulti che gli danno accesso alle stesse
stesse opportunità che hanno loro, gli danno accesso al mondo degli adulti, gli danno l'opportunità di poter sperimentare queste direttive che loro sentono come forti e urgenti. Ho fatto un'indagine recentemente sulla fascia delle medie nel comune di Castelfranco. Uno degli elementi su cui volevano più essere coinvolti era il tema della legalità. Quindi questo sfata anche il mito che questa sia una generazione problematica, che non ha voglia, che no. In realtà lo stanno esprimendo in tutti i modi, che vogliono trovare il loro spazio, e uno spazio è molto positivo, e devo dire anche di più di come eravamo noi alla loro età. Assolutamente, e Ivan, le chiedo in chiusura Telegrafico, con la sua associazione, testimonianza anche che ce la si può fare. Sì, ce la si può fare, e ecco, diciamo che il dato positivo che abbiamo è che dall'inizio ad oggi sono aumentate le richieste di aiuto da parte dei genitori, che è una cosa per noi importante. Molto importante quindi libertà, ascolto, come stanno oggi i giovani, grazie ai miei ospiti con cui abbiamo cercato di delineare uno spaccato della società, esempi positivi ma anche molto aiuto. In chiusura io vi ricordo, dopo di noi il meteo, a seguire il documentario Le belle arti in cucina, poi Borgo Italia, e poi come sempre dalle 14:30 il nostro film Oggi il coraggio. Vi ringrazio intanto per essere stati con noi e per l'attenzione, vi do appuntamento ai telegiornali di questa sera alle 18:30. Grazie ancora e buona giornata.